Carissimi amici di Egadi Channel, bentrovati, come state? Bene, spero bene. Bentornati, bentrovati in questo appuntamento che è Thalia Cucè, questo salotto settimanale, no, che racconta storie, emozioni, testimonianze. Oggi l'oggetto della nostra chiacchierata, guardate un po', è un microfono. Questo oggetto così piccolo ma che amplifica la voce di chi si rivolge ad una platea, di chi vuole mandare un messaggio, di chi vuole cantare. È questo proprio la base su cui si svolgerà il nostro discorso. Vuoi sapere che c'è? Subito dopo la sigla. Microfono al centro di questa chiacchierata, ben ritrovati a quelli che si stanno collegando in questo momento e Thalia Cucè, Dario Di Vita, lo conosciamo tutti, un giovane isolano, no? Amante della nostra terra, figlio di questa terra. Ciao Dario, ben trovato, come stai? Ciao, bene, grazie. Sono molto contento di essere ospite. Forse il primo ospite, no? Forse sì, appunto sì, oggi partiamo con questa nuova rubrica, no? Lo dicevamo poco fa, e sono contento che tu sia qui e sono contento anche di aprire con te questa chiacchierata. Dario, lo dicevo poco fa, è un artista, no? Lo conosciamo, l'abbiamo visto in più appuntamenti, ma di questo ne parleremo a breve. Ma io partirei subito con la prima domanda, no? Te le faccio anche un po' provocatorie in alcune. Vai, Senti, ma chi c'è dietro Diamante? ok. Innanzitutto c'è Dario, quindi un ragazzo che ha la passione per la musica e ha l'esigenza di esprimere, di raccontare determinate cose che magari non riesco a fare normalmente, quindi lo faccio attraverso la musica, che è quello che amo fare. E poi dietro Dario c'è anche comunque tanta gente che lavora, che ha lavorato con me, che mi ha dato una mano a ad essere diamante, ad essere quello che tutti voi insomma avete visto in questi anni. Perfetto, tanta gente, tante esperienze fin da quando eri piccolo. Cioè io mi ricordo il gruppo Farfalla, no? Quanti spettacoli abbiamo fatto, da quanti musical. Molti. Cioè me ne viene in mente uno, che è Sì. Pinocchio. Guarda cosa ho trovato. Sì? L'educazione, la precisione, so per la gente snob. Batti il tamburo e scrivi sul muro, fai della scuola un pub. Mangia come le scimmie, balla come un masai, puga, fuori sono tutte mummie. Pensa che sballo, qui non si cresce mai, non si cresce mai. Ti è piaciuto sto ricordo? Wow. 9 giugno 2012, no? È un bel po' di tempo fa. Mamma mia. Sto microfono, no, che già da allora ti dava la possibilità, quello che dicevo nell'introduzione, di raccontare, iniziare a far conoscere la tua voce, no? Che ti ricordi di Pinocchio? Quali sono le emozioni più belle? Mamma mia. Oltre che comunque il musical in sé, no? Ricordo tutto quello che c'è dietro un musical.
quindi momenti passati insieme a tutto il gruppo, quindi più di 20 persone, no? Quindi quell'appuntamento settimanale, no? Ritrovarci a provare, le risate, le chiacchierate. E poi c'è il ricordo di un musical a cui sono legato. Ecco, perché? Perché sei legato? Andiamo a dire cosa ti porti di Pinocchio? Ma Pinocchio è un personaggio un po', no, ribelle, un personaggio insomma piccolo in qualche modo, ma lui già dentro si sente una persona non capita, che ha questa esigenza di farsi capire e poi appunto infine ci riesce, no? Infine poi diventa umano un po' come Ti tutti. ritrovi in Pinocchio? Molto. Io mi ricordo che ormai purtroppo non c'è più, ma un grande artista lo ha interpretato nella Compagnia dell'Arancia, che è Manuel Frattini. Manuel Frattini, assolutamente sì, un grande. Appunto era il nostro, abbiamo proprio preso esempio da questo. Esatto. Io da mi questo ricordo che ti andavi a musical. guardare i video, no? Durante la preparazione per vedere come Manuel faceva in Vero, modo come da si interpretarlo. muoveva, sì, Esatto, i cercavo di movimenti. captare qualsiasi cosa. È Senti, vero. Dario, altre esperienze che hai fatto sull'isola? Ah, sì, abbastanza devo dire. Ho avuto anche il piacere di collaborare insieme ad un'amica, Tiziana Criscuoli, insieme a suoi... Ne approfittiamo per salutarla. Sì, Salutiamo la Tiziana. salutiamo. Ciao Tiziana. Ha preparato dei bei spettacoli e delle belle manifestazioni a cui ho potuto dare il mio contributo, no, cantando. E poi altri musical li abbiamo Esatto. fatto. Noi dovremmo avere una foto, non so se ti ricordi, questa qua, se la possiamo mandare in onda a regia. Questa è la sfilata che facevamo a Palazzo Florio, no? Per ben 2 anni, un omaggio a Donna Franca. Beh, sì, c'eri anche tu, presentavi certo anche che tu c'ero, con ti Tiziana. ricordi? Sì, mi ricordo. Senti, bella ritornando a esperienza. noi, ritornando al mondo del musical, Sì. io ho trovato, perché di solito tu, essendo queste capacità, queste doti, e quindi il microfono ti dava questa possibilità di espandere, Di come dicevamo, la esprimermi. tua arte agli altri, io ho trovato un'altra cosa. Guarda. Ho paura. Sì, devo dire di sì alla vita che è dentro di me. Sì, mi arrendo così a mani nude che chiedono di me, a quella voce che non si stanca mai, a quella forza che mi porta via con sé. No, vabbè. Dario, e anche questo è il bello di Italia Cucci, andare a riscoprire, rispolverare, Io tra no? l'altro non mi ricordavo. Non ti ricordavi di questo? Non mi Questo era il ricordavo. musical Un Fremito d'ali di Padre Pio che abbiamo fatto nel 2015. Sì, adesso che lo rivedo, ricordo anche quelle scene, il tutto, però poi, sai, l'avevo un po' accantonato questo ricordo. ricordo. E appunto questo noi in Italia Cucci cerchiamo anche di far rivivere tramite immagini emozioni passate, raccontare quello che è successo. Ovviamente ricordo che Italia Cucci non è l'unica rubrica ovviamente che andrà in onda su questo canale, ce ne saranno tante altre. Ma ritorniamo a noi, quindi Un Fremito d'ali, Padre Pio, la storia di Padre Pio da Pietrelcina, no? Che ti ha lasciato, cosa ti ricordi di questo spettacolo? Quando abbiamo fatto questo spettacolo ero già un po' più grande, parliamo del 2015 forse se non erro, quindi avevo già una consapevolezza diversa. Ho affrontato questo musical appunto molto in modo diverso rispetto a tutti gli altri, no? E poi un po' a Padre Pio, a questo personaggio, io ne sono legato, come lo è legato comunque a gran parte del gruppo con cui abbiamo fatto questo musical. Assolutamente sì, che Padre Pio e Pinocchio sono 2 personaggi completamente distinti e separati, quindi in ogni spettacolo c'è anche la preparazione al personaggio. Assolutamente sì. E non è stato facile. Ci abbiamo lavorato parecchio, no? Io ti ricordo, non so se ti ricordi, che l'abbiamo fatto 2 volte, no? Sì. Una volta alle scuole elementari e una Sì. volta in occasione del 50° anno di vita religiosa di Padre Damiano all'interno dell'ex stabilimento Florio di Favignana. Ok. Ti ricordavi questo? No, Hai visto? non Ci mi serve anche ricordavo- per non mi ricordavo nemmeno rispolverare un pochino le emozioni e le cose Però passate. è bello. Questo, tra l'altro il personaggio poi diviso, mi ricordo, in 3... Esatto, ti ricordi? C'era Padre Pio quando era giovane,
quando era bambino, scusami. Sì. Poi c'era Padre Pio quando era giovane, interpretato da Salvatore Macchi, che lo salutiamo. Sì, E poi Padre Pio nella fase adulta e morente, Sì. che era Giovanni Scandaleato, Scandaleato. è giusto? Salutiamo anche Li Giovanni. salutiamo tutti. Ma poi tu avevi una parte fondamentale, ti ricordi? Che quando tu sì. finivi la parte tu esprimevi l'anima di Padre L'anima di Pio. Padre Ti ricordi Pio. la scena finale, la scena morente, oppure la scena di quando Padre Pio riceve le stimmate? Assolutamente sì, bellissimo, davvero un bel musical e mi fa piacere averlo ricordato e aver visto queste immagini. È un musical di Carlo Tedeschi, ma di Carlo Tedeschi tu ne hai avuto a che fare e ne parleremo magari dopo. Sai tutto, sei Io mi sono informato. preparato per fare sta puntata, Sei certo. informato. Senti, ascolta, andiamo al punto, ritorniamo al microfono. E cioè, tu adesso con sto microfono ti esprimi e fai vivere, come dicevo poco fa, le tue emozioni. Chi è Diamante? E soprattutto Sì. ti faccio vedere 2 foto, guardale. Ok, Ne abbiamo anche un'altra. ok. Dice, e perché tu mi hai fatto vedere ste foto? Cioè, lo so, mi conosco, sono io. Ti ho fatto vedere ste foto perché voglio farti la prima domanda provocatoria, tutto racchiuso, le domande, quello che sento magari dalla gente. Dice, ma chi è Diamante? E soprattutto, la dico in siciliano, no? Così ci capiamo. Ma perché si vesta così? Si ispira a qualcuno? Non lo so. Rispondi a sta domanda, lo so, non ti eri preparato, ma io te la Bella, mi faccio. piace Ti questa piace? domanda, sì, Ok. mi piace. Diamante è intanto gender fluid, ovvero dice ma che vuol dire? Che vuol dire? Spieghiamolo, dai. Gender fluid è, diciamo, Diamante non ha un genere, Diamante non è femminile, Diamante non è maschile, Diamante è questo personaggio. Molti hanno detto, proprio guardando quella foto dove c'è questo manto in testa, molti hanno detto ma che cos'è? È una Madonna, ognuno ci può vedere quello che vuole. Diamante cerca di esprimere in queste foto, soprattutto in questa, io sono molto legato ai diritti LGBT e proprio in questa foto io racconto le paure, le ansie, la voglia di esprimersi di questa comunità LGBT di cui ne faccio parte e ho inserito i colori di questa comunità, i colori rainbow. Quindi ogni foto ha un racconto, non è buttata lì così a caso. È giusto, hai fatto bene a spiegarlo. Credo che questo spazio ti sia servito anche a far chiarire un pochettino le idee a Sì, tutte sì, quelle. assolutamente sì. Io penso che prima di un lavoro, Sì. io penso sempre anche alla parte appunto dell'immagine. Sono due cose che secondo me vanno di pari Vanno passo, di pari passo e vanno studiate. insieme. Quindi Cioè, senti, ma c'è qualcuno che ti aiuta dietro? sì, le idee partono in primis sempre da me. Ok. Perché sono una persona che mi piace, mi informo sulla moda, un po' su tutto, cerco. Poi dietro ovviamente ci sono consigli, no? Certo. Quindi c'è anche un'altra parte di persone che mi aiuta comunque a scegliere un po' il look giusto. Sì, comunque sì. C'era anche un'altra foto, quella col manto azzurro, se la possiamo vedere. Lì ti stai preparando per un video musicale. Sì. Lì, questo manto azzurro, mi vuoi dire qualcosa che ti è uscito? Oppure magari te lo riservi dopo per quando parleremo del video? Fai tu, come preferisci tu? Riserviamocelo, se dopo ne parliamo, no? Dopo parleremo di Ma questo. assolutamente sì, Ok. certo. Mi piace questa conversazione anche che esce il lato umano delle persone, questa cosa che viene a raccontare, che è quello che poi colpisce il pubblico che in questo momento si sta collegando e che ci sta sicuramente seguendo. Senti, abbiamo parlato di esperienze a Favignana, poi abbiamo spiegato chi è l'artista Diamante, ma sto microfono è andato anche fuori Favignana. No, senti, esperienze che hai fatte fuori, che ce ne vuoi raccontare qualcuno? Sì. Parlavamo poco fa di Carlo Tedeschi, ad esempio. Ah, sì, una proprio delle prime. Esatto, e partiamo dalla prima, così Ho ci avuto la raccontiamo. possibilità di conoscere questo grande uomo. Tra l'altro ho un ricordo di Carlo Tedeschi che mi scrisse una volta una lettera durante una cena Sì. e me la fece portare sul tavolo e questo uomo, senza conoscermi in realtà, avendomi visto tipo una mezza giornata, aveva scritto in quelle parole chi ero, era riuscito a capire cosa provavo in quel momento, le emozioni che avevo, la voglia appunto che Dario ha di esprimere tutto quello che ho voglia di buttare fuori e lui lo aveva già visto in pochi, veramente in una giornata, no? Quella cena, lo ricordiamo, è all'interno di un'esperienza che abbiamo fatto col gruppo Farfalla a Rimini, lago di Montecolombo, all'interno di un weekend full time di stage con la compagnia, non so se ti ricordi. Sì, che ci è servito molto anche per comunque capire, insomma, cosa c'è
dietro a una preparazione di Di un una musical, compagnia, di poi. una compagnia. Vera e propria, importante come quella di... Assolutamente sì. Senti, e dopo Carlo Tedeschi che è successo? So che alla regia ti hai mandato qualche foto. Sì, ho qualcosa. Allora, intanto non so, partirei Sì. dall'esperienza che ho fatto a Verona. Ok. E ringrazio sempre Tiziana perché è grazie a lei che io ho avuto la possibilità di fare questa esperienza di questo contest nazionale dove partecipavano una serie di ragazzi comunque di tutta l'Italia e io sono rientrato nei 40 finalisti che hanno partecipato a questo contest a Verona. Tra l'altro ci esibivamo nel teatro dove una settimana prima aveva fatto lo spettacolo Adriano Celentano in questo Quindi è un teatro palco a abbastanza Verona. importante e rinomato. Assolutamente sì. E ho avuto la possibilità di confrontarmi intanto con dei ragazzi, quindi scambi idee, capisci anche un po' cosa c'è anche dietro all'esperienza delle altre persone. E poi ho avuto la possibilità di lavorare con Angelo Valsiglio, Sì, chi è? Lo ricordiamo. che è ex produttore di Laura Pausini, Ivana Spagna, ha scritto Ecco, lo comunque... stiamo vedendo in video forse proprio Ecco, in esatto, quell'occasione. in quell'occasione, esatto, dove io gli portai uno dei miei primi inediti e ho avuto la possibilità quindi di confrontarmi con Angelo Valsiglio e con un vocal coach, quindi è stata un'esperienza totale molto 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 bella, dove poi ho raccolto anche i miei frutti, è stata... non ho vinto in quell'occasione, ma Però- comunque ho conosciuto anche una persona, ho mandato anche la foto in regia. Sì? Ho Se ce l'abbiamo conosciuto- mandiamola se ce l'abbiamo. Ok. Eccola, sì, ho conosciuto Kimono, per chi non la conoscesse, anche lei in quell'evento, l'anno dopo ha vinto X Factor, quindi Certo. poi ritrovarla, è stato bello poterla ritrovare lì, ha fatto quindi delle bellissime conoscenze e lei Kimono è una di quelle. Ok, tu hai visto Kimono lì, no? Poi l'hai vista in televisione che ha vinto X Factor. Che effetto ti ha fatto vedere Kimono vincitrice di X Factor che era lì accanto a te? Secondo me Sì. è un bel effetto, no? Assolutamente sì, un po' rosicato, dico Sì. cavolo, ma pure io volevo andare lì, che io in passato ci ho provato anche, ho fatto dei casting a X Factor, magari molti non lo sanno, però comunque ero molto felice perché comunque lei ha avuto quella fortuna che comunque da quel palco, anche da quel palco, poi l'ha aiutato a fare quella grande esperienza che è X Factor, quindi... Sì. Senti, io ti faccio una domanda che se ne è. Ma hai fatto X Factor, ma ti piacerebbe a te partecipare in un reality tipo Grande Fratello o qualcosa del genere? Ma ci hai mai pensato? Potrebbe essere un'opportunità per farti conoscere di più. Non lo so, in realtà un reality non lo so se come Grande Fratello non lo so se mi piacerebbe farlo. Cioè, opterei più per qualcosa, ecco, che farebbe uscire il mio lato più artistico. Il GF non so quanto aiuterebbe. Forse è un trampolino, Forse è un trampolino, però. quello sì. Però forse preferirei più un talent Tipo Amici, X Factor o qualcosa, The Voice, quello. sì, questi forse magari che sono un proverei pochettino ancora più... lì, anche se ho già avuto la possibilità di conoscere un po' il mondo. Sì. Non è facilissimo. Appunto, però. Però Mai dire mai, giusto? Se mai c'è dire quella vena, mai. prima o poi, se questo disegno è fatto, prima o poi emergerà fuori. E emergerà fuori perché già c'è qualche inedito. Sì, Partiamo col primo. ok. Stay with you to get it right. Wanna keep it going round and round the end of the day. We only got ourselves to blame. No, I'm not to love me thinking we are. Primo inedito di Diamante che ce l'abbiamo oggi qui ospite in studio è We Got Love. Ne parliamo? Ah sì, certo, molto volentieri. We Got Love è un brano che parla dell'amore universale, quindi come ti dicevo, tema che comunque cerco di trattare sempre. E questo video, vuoi sapere una cosa? Quando l'ho girato? Dimmi. L'ho girato una mattina alle 7 del mattino. Addirittura così presto. Perché vedo che ci sono delle... Ce le possiamo mandare queste immagini tipo quando eravamo... Ecco lì. Ecco, e l'ho girato pure perché devi sapere che comunque io ho questa passione, però poi dall'altra parte ho un lavoro, quindi lavoro, e poter insomma gestire le due cose non è a volte così facile, no? E quindi l'unico momento per poter fare il video era farlo di mattina
e l'ho fatto alle 7 del mattino, è stata una bella esperienza, ho visto i colori di Favignana alle 7 del mattino, appunto ero tra l'altro in una parte molto selvaggia dell'isola. Esatto, che è anche un mezzo, sto vedendo i video, di promozione delle nostre bellezze naturali che ci sono. Assolutamente, sì, mi piace anche quello, ecco, poter far vedere la nostra Sì. bellissima isola. E senti, E poi quindi sto sì. video è uscito, l'hai caricato su YouTube, com'è andata? Ah, è piaciuto molto. Ovviamente parliamo di una cosa sempre un po' ristretta, perché comunque è difficile poter emergere, no? Visto il contesto un po' piccolo E allora ti faccio dell'isola. una domanda, ma secondo te vivere in un'isola come un artista come Diamante può essere complicato emergere oppure ci sono anche dei punti di forza? Cioè, hai trovato difficoltà? Magari dici se ero a Palermo su una grande città magari avevo più possibilità. Ma sì, un po' Favignana un po' ti blocca, quello è assolutamente vero. Ad esempio, facendo un richiamo al Provino X Factor, mi chiamarono e io l'indomani dovevo essere a Roma. Che capisci che per chi parte da Favignana non è proprio una cosa di ci prendo un aereo e volo. Sì, Quindi Favignana in qualche modo sia materialmente che psicologicamente un po' ti blocca. Quindi in realtà emergere non è facile, non è facile. Però Favignana comunque è una fortuna, anche, certo. no? Cioè tu quando arrivi a un provino e dici sono di Favignana, cioè ormai Favignana, cioè mi diceva una mia amica, cioè io starei a Favignana e prendo la residenza perché averla scritta residente a Favignana dice è chic, bello, mi piace. Cioè tu arrivi e dici sono di Favignana, ti è mai successo che poi dico di Favignana, bello, Sì, sai no? che quasi tutti i provini conoscono le isole Egadi, eh? Sì, sì. È una bella cosa, una bella cosa. E poi lo sappiamo, le isole che sono gettonate, sono diventate mete, no, di grandi artisti. Quest'estate c'è stato Biagi Antonacci a Favignana, Daniele Silvestri ci ha fatto un concerto, giusto? Quindi ormai È gli vero. artisti su Favignana si muovono. È quel qualcosa in più essere Esatto. di Favignana. E sì. magari, essendoci questo binomio artista-Favignana, potrebbe essere un'occasione per conoscere qualcuno, magari farti conoscere mentre un artista è qui in vacanza o magari che fa la sua performance. Ci hai mai pensato a questa cosa? Anche sì, ci ho pensato. Purtroppo quest'anno poi è stata anche una stagione difficile dove non per chi ama fare questo è stato impossibile potersi Il mondo dello spettacolo diciamo che è stato un pochettino bloccato. condizionato. Sì. Senti, We Got to Love, Back Sì. to You. È l'altro singolo di Dario. Sì, l'altro mio inedito. Avete anche qualche immagine? Avete qualcosa? Sì, lo mandiamo mentre tu ne parli. Facciamo così, dai, ce lo facciamo spiegare mentre mandiamo qualche immagine di sottofondo. Allora, Back to You, eccolo, sì, esatto. Parla di una storia, un ritorno di fiamma, ecco. Girato anche questo ovviamente a Favignana, altro luogo stupendo, dove ho avuto il piacere di lavorare insieme ai ragazzi. Sì, io ne approfitto, cioè nelle tue immagini, nei tuoi video, oltre ad esserci tu protagonista, tu usi, cioè chiedi anche ai ragazzi del posto di partecipare, cioè, quindi ci sono nei tuoi video, nei tuoi lavori, ci sono anche altri ragazzi coinvolti, no? Ci sono delle comparse, sì, c'è un lavoro dietro che se mi permetti io veramente voglio ringraziare Certo. tutti coloro che ci sono dietro i miei lavori che magari a volte sembrano scontati, Esatto. quindi non si vedono. Ma dietro a un video, quello che comunque vedete, c'è un videomaker, c'è una make-up artist, ci sono queste comparse che state vedendo che io ringrazio e li saluto tutti uno per uno, c'è chi sta dietro alla registrazione del brano, chi sta dietro ai vestiti. Certo, c'è anche uno che cura i vestiti. Cioè, io, la regia mi ritorna in studio, volevo approfittarne per dirne che in questa rubrica di Italia Voce io non è che voglio incontrare soltanto, non so, chi canta o chi recita, l'artista della faccia, ma voglio incontrare anche chi c'è dietro le quinte. Ad esempio c'è un ragazzo che è appassionato di fotografia, no, che sull'isola ce n'è parecchi, che io ho voglia che è un videomaker anche so nei tuoi video, che ho voglia di ospitarlo in studio per capire la passione anche che c'è dietro per la fotografia, anche quelle arte, sì. no Dario? Certo, ovviamente, la scelta proprio della luce, la scelta del posto giusto, nel momento giusto, è tutto studiato, non è così semplice come sembra. Che impiega parecchio tempo, soprattutto se lo fai in piena estate, Mamma noi che mia. siamo abituati a lavorare Bravo. estate perché siamo stagionali, devi andare a compensare il tutto, no? Assolutamente sì, cercare di ritrovarci tutti nello stesso giorno, allo stesso momento, non è per niente facile. Quello è proprio un lato molto stressante, forse il più stressante di tutto ciò, però poi quando vedi il risultato finale viene un po', insomma, quell'impegno viene assolutamente ripagato. Esatto.
io ritorno in studio per dirvi, faccio un piccolo stacco, Dario, così tu ti riposi un pochettino, per dirvi che Egadi Channel è social. Intanto è un canale YouTube, il canale YouTube delle Isole Egadi, mi raccomando, potete cliccare sulla casella iscriviti, poi mettere anche un click dove c'è il campanellino, così ogni volta ci sarà un appuntamento che saremo in diretta, verrete avvisati direttamente sul vostro smartphone. Potete, essendo un canale YouTube, potete seguire su uno smartphone, su un computer o anche su una Smart TV che ormai tutti a casa ce l'abbiamo. Egadi Channel è social perché siamo anche su Facebook, su una pagina dove mandiamo tutte le nostre iniziative, tutte le nostre rubriche, vi avvisiamo sui contenuti, su quando andremo in onda, ma oltre a Facebook ormai il social che cammina di pari passo, forse sta prendendo più piede, è Instagram, vero Dario? Assolutamente Anche Diamante sì. è social, ne approfitto per fare il tuo lancio se vuoi dove possono seguirti. Sì, assolutamente. Ho la mia pagina Instagram, quindi mi trovano come Diamante di VT, oppure la pagina Facebook Diamante di Vita, dove lì comunque pubblico tutti i miei lavori, tutti gli shooting, anche appunto fatti anche con il ragazzo di cui parlavi prima, con Vito, no? Sì, sì. Sì, quindi lì trovano tutto. Facciamo così, visto che siamo insieme, gli mandiamo un invito a Vito, che se vuole venire può essere nostro ospite qui su Egadi Channel, sulla rubrica Teleacunce, per raccontare la sua passione. Che dici? Assolutamente sì, Lo sarebbe mandiamo insieme questo carino. invito, quindi Vito, tu che ci stai guardando, mi raccomando, abbiamo fatto un invito in diretta, non puoi sicuramente rifiutare. Assolutamente. Dicevi poco fa che ci sono anche persone che lavorano dietro le quinte, io ne approfitto anche per ringraziare i miei, l'abbiamo visto nella sigla, Talia Cuccè è un'idea oltre alla mia ma di Enzo Torrente, che è nata nella fase della quarantena, no? Te lo spiegavo Ricordo. poco fa quando eravamo collegati da casa nostra. Ringrazio a Simone Galuppo che ha ideato la sigla, a Michele Torrente che fa da regia a questa trasmissione ma anche un po' a tutto il palinsesto di Egadi Channel. Bogotà, Dario, mi dici qualcosa su Bogotà? È nato in un periodo un pochettino difficile, quello del Covid, È no? vero, sì. E Bogotà è nata appunto in quarantena, è nato in un momento dove vedevo un documentario sulla Colombia, quindi vedevo questa città, insomma, molto particolare, e quindi in quarantena avevo questa voglia di scappare e andare dove? Bogotà. Mi sono innamorato con questo documentario di questa città, quindi di Bogotà, della Colombia in generale, e quindi è uscita questa canzone frizzante, no? E in un momento difficile dove comunque fortunatamente si può sognare, e io in quel momento sognavo di scappare e andare a Bogotà, ed è uscito, l'ho incisa, e poi è uscito anche il video che abbiamo anche fatto durante l'estate, subito forse dopo che abbiamo avuto la possibilità di poter uscire. Dove ci sono anche sempre protagonisti i ragazzi dell'isola, no? L'ho visto poco fa, io il video l'avevo visto in precedenza, ma mentre lo preparo l'ho rivisto, ci sono parecchi Sì. volti che conosciamo tutti, no? Assolutamente sì, anche loro li salutiamo tutti. Assolutamente sì. Li ringrazio molto. Io vedo nel timer che siamo già in fase di chiusura, il tempo è volato, io Ok. ti ringrazio di essere stato ospite Grazie qui, a voi. spero che ritornerai, magari per i prossimi appuntamenti, progetti no? futuri, c'è ancora un minutino per farti sta domanda, ce n'è? Progetti futuri. In realtà ancora è un periodo un po' di fermo, no? Posso dire che c'è sempre, visto il periodo, c'è un album natalizio Sì? che è possibile scaricare e ascoltare online, un album digitale. Per chi vuole ascoltare queste canzoni di Natale, può farlo anche andando nella mia pagina Facebook. E può ascoltarlo e tenersi Sì, in compagnia visto di il Diamante. periodo, sì, ci sta. E mi hai dato un'idea. Mm, Qui c'è il tuo microfono, no? mm. E siamo su Egadi Channel, l'abbiamo tenuto qua per tutta la puntata. Non abbiamo sentito né visto ancora il video di Bogotà. Sì. Senti, ce la fai a chiusura della trasmissione Bogotà? Accetti? Lo facciamo? Facciamolo. Sì. Accetti? Perfetto, Assolutamente allora sì. io ti consegno il tuo microfono che ci hai portato, ti ringrazio ancora di essere stato con noi, Grazie saluto a gli voi. amici a casa che ci hanno seguito e così sono collegati per seguirvi. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre alle ore 21 con Talia Cuccè, ma ovviamente vi ricordo di seguire le pagine social per tutti gli altri appuntamenti su Egadi Channel. Io adesso mi sposto, ti lascio il centro dello studio. Grazie. Perché concludiamo con una bella canzone, con l'inedito nuovo di Dario che è Bogotà. Grazie a tutti, una buona serata. Vai Dario.
perderei tra rose e tulipani. Mi piaci come sei, ma non quello che fai. Accendi la mia, riferma qui da me. Sei su un'isola deserta, un ombrellone e un pound. Tra quelle strade rotte e strette voglio andare. Strada di riva al mare, mojito con limo. Adesso sai che io ti riconosco. Prendiamo un volo che ci porti via da questo posto. Poi per il doma mi fa un culo micidiale. Le cose belle mamma dice che si fan guardare. Sto umbilico sul filo mi farà cadere. Non temere, tu rimani, io sono pronto anche a farmi male. Abituale, io voglio andare tra Rio, Bahia, Santiago, Cile, Bogotà. Bogotà, 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 Bogotà. Tra Rio, Bahia, Santiago, Cile, Bogotà. Bogotà, 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 Bogotà. Tra Rio, Bahia, Santiago, Cile, Bogotà. Sotto le onde del mare, affacciati da balcone, tutti pronti a ballare. Prima che tutta l'estate finisce. Come vedi ti sento qui dentro. Per rumore da quando ti ho visto non posso aspettare neanche un momento. Fumo drum, bevo rum, faccio brum, sento boom. Liberi come i gabbiani che volano nel cielo. Ti siedi sulla sabbia, stringimi la mano. Quando muovi il tuo corpo è una bomba. E stanotte se bailo la rumba in Colombia. Abituale, io voglio andare tra Rio, Bahia, Santiago, Cile, Bogotà. Bogotà, 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 Bogotà. Tra Rio, Bahia, Santiago, Cile, Bogotà. Bogotà, 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 Bogotà. Tra Rio, Bahia, Santiago, Cile, Bogotà. Purchase your tracks today. Abituale, io voglio andare tra Rio, Bahia, Santiago, Cile, Bogotà. Bogotà, 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 Bogotà. Tra Rio, Bahia, Santiago, Cile, Bogotà.